tratta di 5 società tutte riconducibili a un imprenditore di Conegliano. 3 erano, diciamo, evasori totali, nel senso non presentavano dichiarazione, uno aveva una residenza fittizia in Austria e uno era un'associazione dilettantistica. Si tratta di società che erano state costituite per in sostanza porre in essere questa attività di sponsorizzazione nel mondo del rally. Il meccanismo di fatto è quello della retrocessione, possiamo chiamarla così? Sì, venivano emesse delle fatture, parzialmente operazioni esistenti, che venivano regolarmente pagate, e dopo c'era la retrocessione del 50% dell'importo della fattura. In questo modo il giro d'affari anche dei contanti era elevato e per questa ragione anche una banca rischia le segnalazioni per operazioni. Sì, diciamo che una banca è stata poi segnalata anche per aver omesso la segnalazione di operazioni per circa 1 milione di euro. Gli imprenditori da voi intervistati, quei questionari, alcuni hanno già ammesso e già pagato. Sì, diciamo, sono state fatte segnalazioni su oltre 100 società in tutto il nord Italia. Alcune di queste, che hanno utilizzato le fatture in parte false, hanno già aderito, nel senso che hanno pagato il loro debito con il fisco.